Enzo Tortora è stato arrestato a Roma il 17 giugno 1983. L'hanno portato in una caserma dei Carabinieri, poi da lì al carcere di Regina Coeli. È stato fotografato e ripreso dalle telecamere con le manette ai polsi. In cella, la 16 bis, e con altri 5 detenuti, tutti in attesa di giudizio, cioè in attesa ancora del primo processo. Quando è arrivato, gli altri detenuti gli hanno indicato la sua branda. Poi uno di loro ha sbucciato una pesca e gliel'ha data. Gli ha detto: «Dai, mangia qualcosa. Cerca di stare tranquillo. Riposati». La sera il medico del carcere gli ha prescritto un ansiolitico per aiutarlo a dormire. In procura a Napoli, i 2 magistrati che conducono l'inchiesta, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, inizieranno presto a essere alle prese anche con qualche problema. Più di 100 tra le persone arrestate sono errori, cioè casi di omonimia. Hanno preso, un Salvatore Esposito che non c'entra nulla, al posto del Salvatore Esposito sospettato di essere camorrista. Sui giornali di tutta Italia l'inchiesta viene festeggiata come l'operazione giudiziaria più importante mai realizzata contro la criminalità organizzata. Su Corriere della Sera, un editoriale descrive così i 2 magistrati: esemplari per zelo e disprezzo del rischio. Ascoltano, registrano, controllano e agiscono di conseguenza. Solo pochi giornalisti hanno iniziato a esprimere dubbi. Enzo Biagi, prima di tutti, e poi Piero Angela, Giorgio Bocca. Si aggiungerà presto anche Indro Montanelli. Il 20 giugno è stato permesso a Tortora di incontrare i familiari. Ricordò la figlia, Silvia. «Forse ci diciamo qualcosa, o forse niente. Ringrazio solo chi ha permesso quell'immenso, unico, indimenticabile abbraccio». 2 giorni dopo, il Tribunale della Libertà di Napoli respinge l'istanza di libertà provvisoria presentata dagli avvocati. Il Tribunale della Libertà è quello che oggi si chiama Tribunale del Riesame. Le sue funzioni non sono cambiate da allora. Ha il compito di riesaminare le ordinanze di custodia cautelare. Il giudice, confermando la custodia in carcere, scrive che la responsabilità di Enzo Tortora emerge dalle dichiarazioni di 2 aderenti dell'organizzazione criminale che hanno trovato obiettiva verifica in più documenti sequestrati, nei quali si fa riferimento a fatti, persone e circostanze dettagliate. I 2 aderenti all'organizzazione criminale sono Giovanni Pandico, o Pazzo, e Pasquale Barra, o Animale. Il primo interrogatorio di Enzo Tortora avviene il 23 giugno. Lui respinge tutte le accuse. Dice una frase che poi ripeterà: «Io non sono innocente, io sono estraneo». A Ferragosto viene trasferito nel carcere di Bergamo. Un fotografo si apposta su un tetto vicino al carcere, ma guarda caso nessuno se ne accorge. Tortora viene fotografato mentre cammina, a torso nudo, nel cortile del carcere. Ai 2 pentiti iniziali se ne aggiungono altri, a cascata. Nessuno porta elementi nuovi. Tutti parlano per sentito dire. A Milano, in procura, si sono intanto presentate 2 persone, marito e moglie. Sono andati per raccontare una strana storia che parte da un paio di slip con l'elastico rotto e arriva a un sacchetto pieno di cocaina. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità,
le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Sono Rosalba Castellini e Giuseppe Margutti. Vanno insieme dal procuratore capo di Milano, Mauro Gresti. Dicono che hanno rivelazioni importanti sul caso Tortora. Poi anche il giudice di Persi arriverà a Milano per raccogliere le deposizioni. Nei verbali, Giuseppe Margutti viene chiamato il noto pittore. Nel 1975 ha introdotto per scommessa un suo quadro al Museo del Louvre a Parigi. È riuscito a esporlo per 36 ore. Poi si è preso una denuncia dalle autorità francesi. Qualche mese dopo è stato denunciato per aver simulato un rapimento. Voleva nascondere a sua moglie di aver visto un'altra donna. Nel 1982 ha denunciato il sindaco di Milano perché i vigili l'hanno multato per aver messo un cavalletto per dipingere nell'ottagono della galleria. 4 anni prima era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere per aver accusato di appropriazione indebita 2 impiegati del Casinò di Campione, risultati però assolutamente innocenti. In procura a Milano, Margutti e sua moglie dicono che nel novembre del 1979 un giorno si trovavano negli studi di Antenna 3 Lombardia, dove si registrava un programma a favore dell'UNICEF. A condurre il programma erano Enzo Tortora e Cino Tortorella, cioè il mago Zurlì, famoso per aver condotto per molti anni lo Zecchino d'Oro. Margutti e Castellini, così raccontano, a un certo punto si appartano in uno studio perché alla donna si è rotto l'elastico degli slip. Sono lì ad armeggiare con quell'elastico quando vedono Enzo Tortora che con fare deciso entra nello studio con 2 uomini. Nessuno di loro si accorge della presenza dei 2 coniugi. Tortora prende una mazzetta di denaro che gli viene consegnata dai 2 individui. In cambio, lui passa ai 2 un sacchetto di plastica pieno di droga. Il procuratore chiede a Margutti: «È successo 4 anni fa. Perché non avete denunciato allora?» Lui risponde: «Ci sentivamo minacciati». Nel secondo interrogatorio, che avviene nel carcere di Bergamo il 29 settembre 1983, a Tortora vengono contestate le accuse di Margutti. Poi gli vengono riferite le accuse di altri pentiti, che hanno seguito l'esempio di Barra e Pandico. L'avvocato di Tortora, Alberto D'Allora, chiede al giudice istruttore Giorgio Fontana, che ha condotto l'interrogatorio, se è tutto quello che hanno in mano. Fontana risponde: «È tutto». Gli avvocati escono e dicono alla sorella di Enzo Tortora, Anna: «Niente, 0 più 0 fa 0. Hanno vuotato il sacco e il sacco è vuoto». All'inizio del 1984 il pittore Margutti entra in carcere per scontare un residuo di pena di 2 mesi. Dirà poi che fu lì che iniziò a rendersi conto di essersi sbagliato. Disse che in effetti gli avevano fatto vedere una registrazione e si era accorto che Tortora era vestito in maniera diversa da come lui l'aveva descritto. Gli chiedono: «Ma lei conferma di aver visto un traffico di droga da Antenna 3?» «Certo», risponde Margutti. «Confermo di aver visto uno con un pacchetto di polvere bianca, ma non era Tortora. Non è stato facile, mi creda, cambiare idea. Ma pensavo, e se mi fossi sbagliato? Se avessi contribuito a mandare in galera un innocente?» Quando il sacco delle accuse si svuota, scrive Vittorio Pezzuto nel suo libro Applausi e sputi, viene riempito con altro. E così saltano fuori i centrotavola. Pandico ai magistrati ha raccontato che lui in passato ha scritto spesso alla trasmissione Portobello. Lo ha fatto del carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba,
per conto di un suo compagno di cella, Domenico Barbaro. Barbaro, in carcere, aveva fatto una serie di centrini da tavola, che poi aveva spedito alla trasmissione, perché fossero mostrati e magari venduti. Non aveva però saputo più nulla. Quei centrini erano finiti da qualche parte nei magazzini della Rai. Pandico, allora, si era offerto di scrivere alla redazione per sapere che fine avessero fatto e aveva iniziato a tempestare la redazione, e poi Tortora stesso, di lettere. Ecco che cosa scrisse la sorella di Enzo Tortora, Anna, nel libro Il caso Tortora. A ogni trasmissione l'audience aumenta vertiginosamente. 20, 21, 22, 25, 28 milioni di telespettatori. In redazione arrivano valanghe di lettere, pacchi e pacchetti. Scrivono piccoli imprenditori, casalinghe, studenti, suore, preti, bambini, piccole comunità, collezionisti e anche detenuti. Lavori di falegnameria, oggetti in sughero, piccoli vascelli fatti con stuzzicadenti e centrini. Nel terzo ciclo, nel 1979, accadde un fatto. Enzo ci segnalò con molto disappunto di aver ricevuto la lettera di un detenuto che affermava di aver spedito alla Rai di Milano un pacco di centrini, chiedendo che gli stessi venissero mostrati in trasmissione. Il detenuto lamentava che Tortora non avesse risposto e reclamava la restituzione della merce. La redazione frugò tra i pacchi inutilmente. Eppure il detenuto aveva allegato la fotocopia di una ricevuta di ritorno, su cui qualche addetto della Rai aveva posto una sigla di ricevuta. Il pacco era arrivato, ma dei centrini non si trovava traccia. Enzo fu turbato dall'episodio perché il detenuto imputava a lui, indirizzandogli le lettere a casa, la perdita della merce. A distanza di mesi il detenuto continuò a scrivere all'abitazione di Tortora lettere sempre più minacciose, e la cosa a intervalli si protrasse a lungo, finché Enzo non rispose con una ferma ma cortese lettera. Poi consegnò ai legali della Rai tutto quel carteggio. L'episodio, quindi, per lui e per noi, era chiuso. Non ci sarebbe nulla di strano. Portobello lo vedevano in media più di 20 milioni di persone. In tanti inviavano oggetti sperando che fossero mostrati in trasmissione. Il fatto è che Pandico ai magistrati dice: «Ma non avete davvero capito? Centrini era una parola in codice che si riferiva a droga. Non erano centrini, era cocaina». Insomma, lui scriveva a Tortora, dice, per reclamare il pagamento di quella droga. Gli inquirenti di Napoli continuano a considerare Pandico affidabile, anche quando Domenico Barbaro si presenta in procura per dire: no, guardate che si trattava davvero di centrini, li avevo fatti io all'uncinetto. Barbaro dice anche altro. Pandico era totalmente ossessionato da Tortora, non parlava d'altro, in cella non ne potevamo più. Il 17 gennaio 1984 il Tribunale della Libertà si riunisce a Napoli per discutere il ricorso presentato dai legali di Enzo Tortora. Era il 17 giugno quando venne arrestato e il 17 gennaio quando gli vengono concessi gli arresti domiciliari. Non c'è né superstizione né altro. È un dato statistico. Alla fine di questa storia, i giorni 17 saranno molti. Quella mattina, prima che si sappia cosa hanno deciso i giudici, Giorgio Bocca, su Repubblica, ha scritto un articolo significativo. Avete ragione, amici più o meno togati. Tortora simpatico non era. Ma nella regola del gioco io non riesco proprio a trovarlo il punto in cui si dice che gli antipatici devono stare in galera a ogni costo, anche a costo delle menzogne e delle diffamazioni. Esauriti i petardi degli indizi camorristici e delle generiche imputazioni associative, da Napoli parte una marea calunniosa che invade l'Italia intera. E qui arriva il tema malinconico, per non dire laido, di certa informazione più o meno giudiziaria che coltiva i suoi do ut des con il potere, o con i reggiborsa del potere. Tu mi dai il mio piccolo scoop, la mia piccola esclusiva, e io la passo così com'è. Se poi qualcuno protesta, smentiamo, aggiustiamo. No, non l'ho sentito da un giudice, mi pare fosse un usciere. No, non ho letto i verbali, ho ascoltato due avvocati che chiacchieravano. Con la tecnica della goccia che scava la pietra, una piccola calunnia dopo l'altra, tac, tac,
e un bel giorno questo Tortora ci cade ai piedi. Sì, non è simpatico questo Tortora. E poi, siamo sinceri, ne ha di sorrisi da vincitore, di primi piani gaudiosi, di Portobelli e di ciprie da farsi perdonare. In quest'ottica potremmo anche riconoscere che Tortora è socialmente pericoloso, perché il successo è uno di quei reati che nessuna amnistia, nessun indulto potrà mai cancellare. Socialmente pericoloso, ci hanno spiegato i giudici. E allora fateci capire, o queste prove ci sono e allora contestategliele, o si torna sempre e soltanto a Pandico e a O Animale. E allora c'è poco da inquinare. Lì stiamo nella fogna più nera, nel Marà Saad, fra gente che apriva il petto del nemico e gli mangiava il cuore. A Tortora vengono concessi gli arresti domiciliari. Torna a casa a Milano. In questa storia, però, cade un'accusa e ne viene fuori subito un'altra. Tra le ultime c'è quella secondo cui una parte di denaro proveniente da una raccolta di fondi organizzata da Antenna 3 in favore dei terremotati del 1980 in Irpinia sarebbe stata dirottata proprio su un conto di Tortora. Non c'è riscontro. È l'ennesima accusa che cadrà nel vuoto. Intanto, però, sembra che i pentiti di Camorra facciano la fila per unirsi alle dichiarazioni di Pandico e Barra. Alla fine, i pentiti ad accusare Tortora sono 19, davvero tanti. Ma perché l'hanno fatto? Ecco cosa dice Vittorio Pezzuto. Durante gli interrogatori rilasciati ai magistrati, il nome di Tortora non viene fatto subito da Pandico e da Barra, viene fatto al 20° al 30° interrogatorio, quando capiscono che aggiungere quel tipo di pepe alla pietanza avrebbe significato ottenere grandi vantaggi. E anche qui non si vuole credere alla versione del presentatore, che nel frattempo è stato arrestato. Raffaele Della Valle, che è stato uno dei avvocati di Tortora, racconterà: ogni mattina dovevamo assistere al deposito in edicola degli atti giudiziari. Che significa? Significa che ogni volta che il sacco delle accuse era stato svuotato con un'operazione di assoluto buonsenso, quel sacco doveva ogni volta essere riempito. E riempito come? Con prove? Con fatti verificati? Con circostanze precise? Assolutamente no. Con nuove roboanti dichiarazioni di nuovi pentiti. Il tiro al Tortora in quegli anni fu uno sport praticato da tantissimi, non solo dai camorristi, anche dai giornalisti, perché l'invidia è una brutta bestia e dunque poter buttare giù dal piedistallo che meritatamente si era conquistato un professionista come Enzo Tortora, a molti penivendoli non parve vero. Secondo altri, il caso Tortora inizia in realtà un giorno di aprile del 1981, precisamente il 27 aprile. Quel giorno un politico napoletano della Democrazia Cristiana, il partito che in Italia governava fino dal 1948, viene rapito. Si chiamava Ciro Cirillo. Viene rapito dai terroristi delle Brigate Rosse. Il nome di Cirillo non era molto conosciuto fuori da Napoli, eppure era un uomo importante. Era stato presidente della provincia e per un anno presidente della regione Campania. In quel momento era assessore regionale ai lavori pubblici e vicepresidente del comitato tecnico per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980. Tenete conto che tra il 1981 e il 1983 alla ricostruzione del post-terremoto vennero destinati 8.000 miliardi di lire, cioè 20 miliardi di euro di oggi. È una realtà storica che molti di quei soldi finirono alla camorra. Cirillo venne rilasciato il 24 luglio dello stesso anno. Un giudice istruttore del Tribunale di Napoli, Carlo Alemi, indagando, si convinse che fosse stato liberato dopo una trattativa in cui alcuni personaggi politici appartenenti alla Democrazia Cristiana avevano chiesto l'intervento di Raffaele Cutolo. Una storia intricata, in cui ebbero un ruolo i servizi segreti e in cui venne anche pagato un riscatto. La grande retata del 17 giugno 1983
sarebbe nata proprio per distogliere l'attenzione dall'inchiesta del giudice e per mostrare all'opinione pubblica che la magistratura napoletana e le istituzioni napoletane in genere non avevano nessuna collusione con la camorra di Cutolo. Dice Luca Stefenoni, autore del libro Il caso Tortora, un legal thriller di sconvolgente attualità. Cutolo viene messo a silenzio, tutto l'esercito dei pesci piccoli dell'NCO devono essere in qualche maniera processati per smarcare appunto la procura da questo abbraccio che era stato in un periodo precedente sicuramente mortale. Però il problema qual è? È che questa inchiesta per colpire l'NCO, che darà vita al maxi processo appunto in cui sarà coinvolto Tortora, è veramente agli numeri irrisori. È il blitz in cui viene arrestato Tortora conterà 850 persone, 200 di queste persone saranno subito scarcerate per errori, omonimie, eccetera. Dei rimanenti andranno a processo 211, se ben mi ricordo. In secondo grado verranno, insomma, alla fine di tutto il procedimento, nessun pesce grande, ma neanche medio dell'NCO verrà in realtà inquisito o carcerato. Stiamo parlando di signori che hanno spesso 30-40 omicidi sulle spalle, e di fronte alla piccolezza di questo atto che qualcuno ha definito ammuina, no? Come dicono i napoletani, cioè far finta di fare senza fare nulla, è mia ferma convinzione che servisse un nome importante che sviasse l'attenzione dai fatti avvenuti sul territorio, che sviasse l'attenzione dalla Procura di Napoli stessa e dalle commissioni che ci sono state, dai servizi segreti, dagli omicidi. Allora a Napoli, in questo periodo che vi sto raccontando, ogni giorno avvenivano tra 1 e 2 omicidi, nelle carceri 1 ogni 2 giorni. In pratica, secondo questa tesi, il nome di Tortora servì a sviare l'attenzione da un'indagine che rischiava di travolgere la politica e la magistratura, non solo quelle napoletane. Anche lo stesso Cutolo, in qualche modo, confermerà questa tesi. Ecco cosa disse il capo della nuova camorra organizzata alcuni anni dopo, così come riportato nella trasmissione Atlantide di La 7. Perché sostiene che Enzo Tortora è innocente? Non è che lo sostenga, è innocente. Se io ero il capo della NCO, più di me chi lo sa comunque. Ma non lo dico, e lo potrei dire, adesso è morto, potrei dire Enzo Tortora era colpevole. No, è innocente e mi dispiace che parlano ancora di Enzo Tortora per far soffrire le figlie. Era totalmente estraneo Enzo Tortora. Però non dovete guardare, quella è una pagina sporca della Procura di Napoli, quell'arresto della NCO, quella retata. L'hanno fatto soltanto per occultare il processo Cirillo. Secondo Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e oggi presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, tutto nacque per ragioni forse più semplici e più banali, anche più tristi. Io non ho mai pensato all'eventuale complotto, organizzazione a tavolino, perché se ci fosse stata questa volontà forse l'avrebbero organizzata meglio, visto che è stato proprio una sciatteria senza nessuna giustificazione. Invece credo che sia stato un fenomeno di casualità e di vanità. La casualità è quella di un pentito che inizia a collaborare, che è questo Giovanni Pandico, che essendo stato l'artefice delle lettere con le quali si accompagnavano i centrini fatti dal suo compagno di cella a Portobello, centrini che andarono smarriti e che quindi provocarono le ire soprattutto di Pandico che scriveva le lettere. Allora, nell'elenco preso da questo rancore, questa rabbia verso Tortora, Pandico fa il nome di Tortora, ma dopo 2 mesi dall'inizio della collaborazione. E voglio ricordare che in quel periodo Tortora tutti i venerdì sera era in televisione, quindi era difficile dimenticarlo per 2 mesi. La vanità perché? Perché dopo l'arresto di Enzo, naturalmente il processo diventò il processo Tortora. Tanto che loro
conquistarono la ribalta della cronaca, copertine dei settimanali, davvero un grande complimento, questo non gli pareva vero. E questa vanità fu poi la causa, perché avviato questo sistema non potevano tornare indietro, perché come disse e mi ha scritto Enzo in una lettera, per salvare la loro faccia fottono me. E perché se fosse, come disse Sciascia, fosse stata tolta la carta Tortora da questo castello di carta che avevano costruito, sarebbe caduto l'intero castello. Forse non sapremo mai come nacque questa storia. Sappiamo bene come andò avanti. Dopo O Pazzo, O Animale, il pittore Margutti, il centrotavola di Domenico Barbaro, arriva il momento di un altro personaggio. Si chiama Gianni Melluso. Lo chiamano Gianni il Bello o Gianni Cia 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 perché ama andare a ballare. È siciliano, non è un camorrista, è un piccolo delinquente di Milano, una figura marginale. Si presenta ai giudici di Persa e di Pietro e dice di essere lui la persona che Cutolo e Turatello hanno scelto per consegnare la cocaina a Tortora. Melluso racconta una marea di cose. Dice che Tortora a Milano frequentava assiduamente il giro delle bische clandestine, che lui gli consegnava la droga in auto. Spiega che gli diceva tutto Turatello, dove doveva avvenire l'incontro, quanta droga dovesse portare, quale auto avesse Tortora. Dice che agli appuntamenti Tortora arrivava con un cappello da marinaio sulla testa, una sciarpa al collo e occhialini da intellettuale. Dice che Turatello, di cui lui era braccio destro, gli dava gli ordini al Derby Club, dove passavano le serate. Parla e parla Gianni Melluso. Tira in ballo altri personaggi, come l'attore Walter Chiari e il cantante Franco Califano. Ma anche il bandito Renato Vallanzasca, secondo Melluso, sarebbe stato un aderente alla camorra. Gli inquirenti li credono. Nel 1986, in un processo, Renato Vallanzasca, che della malavita milanese è stato protagonista in quegli stessi anni, dirà: Melluso non ha mai conosciuto Francis Turatello, ignora che avesse un vistoso tatuaggio al polso destro, non conosce i luoghi dove dice di aver consegnato la droga a Tortora, non conosce nemmeno il nome di Gianni Bongiovanni, il Bongio, mitico gestore del Derby, conosciuto da ogni frequentatore del locale e da ogni malavitoso che si rispetti. Sia come sia, un sacco di gente continua ad accusare Tortora. Non c'è però nessun riscontro oggettivo. Ci sono solo i racconti dei pentiti, spesso confusi, a volte decisamente surreali. Nella primavera del 1984, il Partito Radicale di Marco Pannella propone a Enzo Tortora di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo. Lui accetta. Molti giornali ironizzano sulla scelta. I radicali spiegano che Tortora è il simbolo di una battaglia per una giustizia giusta. Il 17 giugno 1984, ed è ancora il giorno 17, si tengono le elezioni. Tortora vota a Milano, scortato da 2 carabinieri, nella scuola media di Piazza Cardinale Massaia. Il giorno dopo c'è lo spoglio dei voti. Viene eletto al Parlamento europeo con 485.000 preferenze. Il 20 giugno torna libero. Va al carcere di Bergamo a trovare i detenuti e il personale della polizia penitenziaria. Il 17 luglio viene rinviato a giudizio. Ancora un 17. Il processo alla nuova camorra organizzata inizia nel gennaio del 1985. I pentiti che accusano Tortora si avvicendano, uno dietro l'altro. La mattina del 4 marzo, Tortora si rivolge direttamente ai giudici. Dice: «Non sono mai stato un uomo di mondo né so cosa voglia dire. Non so giocare a carte, per quanto bizzarro possa apparire. Non ho mai frequentato una casa da gioco o un casinò. C'è una così siderale distanza tra l'uomo reale e il verme che qui viene dipinto da darmi brividi e disgusto ininterrotto. E da quasi 2 anni, signor Presidente, io vivo con il brivido e il disgusto.
Il monologo di Enzo Tortora dura 18 minuti. Il giorno dopo il Messaggero scrive: Tortora non è riuscito a dare una spiegazione convincente all'interrogativo principale che da sempre lo insegue. Perché i pentiti avrebbero dovuto avercela con lui? Dei centrini da tavola di Barbaro a processo non si parla. Nemmeno il pubblico ministero Diego Marmo, che conduce l'accusa, ne fa cenno. Dice altre cose però il pubblico ministero. Il 26 aprile si rivolge agli avvocati di Tortora. Avvocato, il suo cliente è stato eletto con i voti della camorra. I pentiti con i colpi della camorra rischiano di essere uccisi. Voi non avete alcun rispetto della vita umana. Il pubblico ministero inizia la requisitoria nel pomeriggio del 28 giugno, la termina nella serata del 13 luglio. Parla per 8 udienze. Durante il processo ha definito Tortora uomo della notte e cinico mercante di morte. Conclude la sua requisitoria dicendo: il signor Tortora dica che ha sbagliato e invochi clemenza, sarebbe meglio per tutti. Chiede per Tortora 13 anni di carcere e 35 milioni di lire di multa. Il 17 settembre, alle ore 17, la giuria legge il verdetto. Enzo Tortora viene condannato a 10 anni di carcere e al pagamento di una multa di 50 milioni di lire. Disse Enzo Tortora: se Tortora in questo momento impazzisse, se Tortora in questo momento perdesse quell'equilibrio di nervi che cerca di tenere dal 17 giugno con una disperazione che confina col tormento, e improvvisamente Tortora impazzito dicesse: ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera. Tortora si dimette da parlamentare europeo, rifiuta quindi l'immunità, torna agli arresti domiciliari. E poi inizia uno strano fenomeno, il pentimento all'incontrario. Comincia Salvatore Sanfilippo, che scrive direttamente a Tortora: Signor Tortora, le chiedo perdono per averla accusata ingiustamente. Un altro, Mauro Marra, parla nel processo al terzo troncone della nuova camorra organizzata. Dichiaro che nel carcere di Campobasso nel 1984, a istruttoria ancora aperta, i pentiti Catapano, D'Amico, Melluso, Auriemma, Dignitoso e Barra avevano la possibilità di consultarsi tra loro e mettersi d'accordo per coinvolgere innocenti. Un altro, Roberto Sganzerla: io e Melluso ci siamo messi d'accordo per fare questa versione di Tortora, ma non è vero niente. Ancora un altro pentito, Pasquale D'Amico: egregio signor Tortora, l'unica cosa che voglio dirle è che ho un peso sulla coscienza e che da padre di 5 figli non posso più sopportare. Melluso è un grande bugiardo e che lei non lo ha mai conosciuto. Altro pentito, Mario Incarnato: non confermo niente di ciò che ho dichiarato. Tutte le cose che ho detto me le hanno dette i carabinieri. Poi un'altra lettera: egregio signor Tortora, chi le scrive è il dissociato Catapano Guido. Sono stato con il Melluso 2 anni da pentiti e so bene che le accuse che lui gli ha rivolto sono calunnie. A Santa Maria Capo a Vetere, dove è sotto processo, Giuseppe Pucca, o Giappone, dice ai giudici: Enzo Tortora non è mai stato camorrista, e chiede ai giudici: ma voi avete mai fatto il numero di telefono che compare su quell'agendina? Non è Tortora, è Tortona, un imprenditore. Il processo d'appello inizia a Napoli il 20 maggio 1986. Ci sono 27 udienze. Molti pentiti hanno cambiato versione. Melluso conferma le sue accuse. Pandico viene messo a confronto con Domenico Barbaro, l'uomo dei centrini, che ripete in aula che si trattava proprio di centrini fatti all'uncinetto. Alla fine del processo, delle accuse rimane ben poco e ciò che rimane sembra ancora più surreale. Il procuratore generale chiede comunque la condanna di Tortora, ma dice è solo un ingenuo.
Uno che non è riuscito a superare quel periodo buio che capita a tutti nella vita. Per questo, conclude, chiede una condanna a 6 anni di carcere e a 30 milioni di lire di multa. Enzo Tortora si rivolge ai giudici con una sua dichiarazione. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rinvalso la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico: sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie. Dopo 70 ore di Camera di Consiglio, la giuria, alle 11 del 15 settembre 1986, comunica la sua decisione. Enzo Tortora viene assolto dall'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso per non avere commesso il fatto e da quella di spaccio di droga perché il fatto non sussiste. Sono le 2 formule più ampie di assoluzione dell'articolo 530 del Codice di procedura penale. Sono 2 formule che negano di fatto il presupposto storico dell'accusa. La prima formula, per non avere commesso il fatto, significa che il reato sussiste, ma chi l'ha commesso non coincide con l'imputato. Per esempio, se un imputato è accusato di omicidio, questa formula significa che l'omicidio c'è stato, ma è stato commesso da una persona diversa dall'imputato. L'altra formula, perché il fatto non sussiste, che è addirittura più favorevole all'imputato, viene applicata dal giudice quando manca proprio l'elemento oggettivo del reato. Tornando all'esempio precedente, è quando una persona è accusata di omicidio, ma dal processo emerge che non c'è stato nessun omicidio e la vittima è morta per altri motivi. In un'intervista anni dopo, il giudice Michele Morello, che faceva parte della giuria che assolse Tortora, disse: Per capire bene com'era andata la faccenda, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partimmo dalla prima dichiarazione fino all'ultima e ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta. In base a ciò che aveva detto quello di prima, si accodava poi la dichiarazione dell'altro, che stava assieme alla caserma di Napoli. Andammo a caccia di altri riscontri in appello, facemmo circa un centinaio di accertamenti. Di alcuni non trovammo riscontri, di altri trovammo addirittura riscontri a favore dell'imputato. Anche i giudici, del resto, soffrono di simpatie e antipatie. Morello disse che secondo lui Tortora era stato tirato in ballo da Pandico per vendetta, perché non aveva mostrato in trasmissione quei centrini da tavola. Il giudice finì anche sotto procedimento disciplinare perché dopo la lettura della sentenza disse a un giornalista: abbiamo condannato chi andava condannato e abbiamo assolto chi andava assolto. Ha ricordato Tullio Morello, figlio del giudice. Abbiamo vissuto mesi dolorosi, forse anni, vedendo colleghi che prima ci salutavano per strada e poi che non ci salutavano più e addirittura cambiavano marciapiede. Quando venne eletta la sentenza, l'avvocato di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle, scoppiò in un pianto dirotto. Lui, Enzo Tortora, aveva atteso la sentenza a Milano, a casa. Il 20 febbraio 1987 tornò in televisione, riprese la conduzione di Portobello. Dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
il 13 giugno 1987, la Corte di Cassazione confermò la sentenza di secondo grado. Dopo 1185 giorni, la storia dell'arresto, dell'incriminazione, delle accuse a Enzo Tortora si esaurì. Era iniziata in modo clamoroso, eclatante, con un rumore di fondo incessante. Finì quasi sottotono, una fine ovattata, come se il grande spettacolo fosse finito. Tutti se ne andarono, ognuno per la propria strada, quasi in silenzio. Dice Francesca Scopelliti. Per fortuna credo che in Italia nessuno ha vissuto l'esperienza di uno tsunami, però la cinematografia ci permette di capire qual è l'effetto di questa onda gigantesca che ti colpisce e dalla quale non sai come difenderti, come proteggerti, come cautelarti. Io credo che un errore giudiziario sia uno tsunami nella vita di una persona. Prima di tutto perché una volta che parte questa onda cattiva non si può tornare indietro. E seconda cosa perché ti distrugge naturalmente chi è privato della libertà, ma di conseguenza tutta la famiglia che si trova a vivere una situazione inimmaginabile proprio perché la persona è completamente estranea al mondo che gli viene addebitato, alle accuse che gli vengono rivolte. Io ho conosciuto tante persone vittime di giustizia, di malagiustizia, che hanno fatto anche 5, 8, ma anche 20 anni di galera. È difficile risollevarsi, perché comunque un errore giudiziario, adesso Tortora era a livello nazionale, ma anche nel piccolo di un piccolo paese, di un piccolo rione, l'errore giudiziario ti distrugge la dignità, il lavoro, gli affetti. Quante famiglie saltano per un errore giudiziario? E dopo è difficile riprendere, cioè l'orologio della vita non riprende a camminare, avrà sempre le lancette spostate indietro. Quindi la reputazione, la dignità, la famiglia e a volte anche la vita. In un'intervista al quotidiano Il Garantista, il giudice Diego Marmo, 30 anni dopo quei fatti, ha detto: «Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato. E adesso, dopo 30 anni, è arrivato il momento. Mi sono portato dentro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto. Agii in perfetta buona fede». Ha poi aggiunto: «Non fui il solo a reputare Tortora colpevole. La mia richiesta venne accolta. Il rispetto del mio ruolo di magistrato mi impone di non parlare di altri. Dico solo che mi sbagliai e che dopo le sentenze di assoluzione mi resi conto dell'innocenza di Tortora e mi inchinai». E i pubblici ministeri di Persia e di Pietro? Ricorda Vittorio Pezzuto. Hanno continuato a fare la loro bella carriera. Lucio Di Pietro è stato nominato procuratore aggiunto alla Direzione Nazionale Antimafia e procuratore generale della Repubblica di Salerno. Felice Di Persia, invece, è stato addirittura nominato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e il presidente del CSM dell'epoca, Francesco Cossiga, si rifiutava ostentatamente, per puro disprezzo, di stringergli la mano. Nel 1987 si tenne un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. L'80,2% dei votanti si espresse a favore dell'abolizione degli articoli del Codice Civile che escludevano la responsabilità. Nel 1988 il Parlamento votò la cosiddetta legge Vassalli, per cui la responsabilità di eventuali errori non ricadeva sul magistrato, ma sullo Stato che, a sua volta, poteva rivalersi sul magistrato, o meglio, su un terzo dello stipendio del magistrato. Non c'è mai stata nessuna indagine a carico dei pubblici ministeri del caso Tortora. Il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, il cosiddetto organo di autogoverno dei magistrati, non ha mai avviato nessuna azione disciplinare a carico di quei PM. Uscito dal carcere nel 2019, Gianni Melluso, Gianni Cia Cia Cia, quello che chiamava Enzo Tortora Enzino,
chiese perdono. Disse: mi inginocchio e chiedo scusa. La figlia di Enzo Tortora, Gaia, rispose: resti pure in piedi. Ecco cosa ha detto Melluso in un'intervista video a settimanale L'Espresso. Perché è ora che io mi tolgo e chiedo perdono in ginocchio, se possibile, alla famiglia di Tortora per tutto il male che ho potuto fare io e per il male che ho fatto con me stesso di aggregarmi a queste persone che hanno rovinato la memoria di Tortora con accuse infamanti e false. Pasquale Barra è morto il 27 febbraio 2015 nel carcere di Ferrara. Nel corso dei processi contro Enzo Tortora, dopo averlo accusato, si era rifiutato di comparire. Nel maggio del 2009, durante un'udienza contro Raffaele Cutolo, testimoniò in videoconferenza da una località protetta, rinnegando in pratica il suo pentimento e dicendo di non aver mai conosciuto Cutolo. I giudici definirono il suo comportamento uno sciopero del pentimento. Di Giovanni Pandico non si è più saputo nulla. Durante un processo di lui, Raffaele Cutolo disse: non è cattivo, è scemo. Cutolo raccontò che nel carcere di Ascoli Pandico girava con un'agenda in mano, credeva di essere il direttore. Poi gli chiese una ciocca di capelli e un pezzo di unghia, dei feticci da tenere sempre con sé. Raffaele Cutolo è morto nel carcere di Parma il 17 febbraio 2021. Durante una visita da presidente del Partito Radicale, Enzo Tortora lo incontrò nel carcere dell'Asinara, in Sardegna. Cutolo gli disse, molto lieto: come si ricorderà, io sono un suo luogotenente. E poi: sono onorato di stringere la mano a un innocente. Enzo Tortora è morto a Milano di tumore ai polmoni il 18 maggio 1988, nemmeno un anno dopo la sentenza finale della Corte di Cassazione. Ha voluto farsi cremare insieme ai suoi occhiali, quelli che gli servivano per leggere, e a una copia della Colonna infame di Alessandro Manzoni, con la prefazione del suo amico Leonardo Sciascia. Nessuna perizia, nessuna analisi scientifica, medica, potrà mai dire con certezza che tutto ciò che ha vissuto, che quella storia iniziata il 17 giugno 1983, alla fine lo abbia ucciso. Di certo non lo ha aiutato a vivere. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'arresto e i processi a Enzo Tortora. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.